Era una truffatrice, una ciarlatana della peggior specie, un'imbrogliona persino più spregevole di quei criminali che raggiravano gli anziani o vendevano cellulari taroccati sul web. Gente che almeno poteva esibire attenuanti indiscutibili, un'infanzia povera, un contesto sociale degradato, bassa o nulla scolarizzazione, influenze pericolose, padri violenti, madri svagate. Altro che pubblica utilità delle sex influencer. Altro che impulso a una nuova pedagogia del piacere. Altro che stimolo teorico-pratico alla conoscenza di sé. Quale sprovveduto poteva credere che la missione di una come Chloe fosse davvero l'educazione del prossimo alla conoscenza di sé? L'unica missione di una 22enne in GPR in mutandine di pizzo era guadagnare una montagna di soldi approfittando della solitudine, delle insicurezze e della credulità di milioni di ingenui. Il brano che avete ascoltato è tratto dal nuovo romanzo di Fabio Bacà, si intitola L'era dell'acquario e la voce che l'ha letto era la sua. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella e se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Alpi svizzere 1980. Un uomo va a passeggio con il suo cane nella neve e si accorge che c'è stata una valanga. Un foulard che sventola dal ramo di un albero lo spinge ad avvicinarsi. Il suo cane fiuta qualcosa. Sotto la neve ci sono una donna nuda, morta, e un uomo che sembra morto anche lui, e invece è vivo, e dopo un lungo coma scriverà un libro sulla sua esperienza di premorte. Milano, 2018, credo. Una bellissima donna che si chiama Chloe e di lavoro fa la sex influencer sui social media, medita di mettere finalmente in atto il suo piano di sparizione, andarsene in un altro continente e ricominciare, lontana dalla sua vita piena di lussi, ma nella quale non trova più nessun senso. Intanto a Bassano del Grappa, Samuele, affetto da una patologia che lo costringe dalla nascita su una sedia a rotelle, decide che quella sera tornerà a casa e si ucciderà. La trama dell'era dell'acquario è il filo che lega queste tre storie e che dà vita a un romanzo che pone tantissime questioni, la più grande delle quali mi è sembrata essere quella sulla verità. Quanto conta davvero la verità nelle nostre vite? O forse, ancora meglio, è importante credere a qualcosa di vero o basta credere? Fabio, partirei proprio da qui, dal credere. La fede è la forma più evidente, più estrema del credere e infatti nel tuo libro la religione ritorna. Walter, l'uomo sopravvissuto alla valanga, afferma di aver parlato con Dio. La persona che lo ha salvato viene da un'esperienza in una setta religiosa. La mamma di Samuele, il ragazzo disabile, viene presa dal fanatismo religioso nel tentativo di cambiare la diagnosi di suo figlio. Che cos'è tutta questa fede? E sono temi che ricorrono spesso nei miei romanzi, in varie forme. Ricordo abbastanza nettamente che ai tempi di Benevolenza Cosmica, il mio primo romanzo nel 2019, dissi, rispondendo a una domanda durante una presentazione, che molto difficilmente avrei rinunciato alla tentazione di parlare di temi trascendenti, per così dire, in tutto quello che avevo scritto da quel momento in poi e anche in tutto quello che avevo scritto fino a quel momento, più che altro racconti. Non ricordo probabilmente un solo racconto nel quale non ci sia un'allusione oppure un diretto riferimento ai temi spirituali o trascendenti o metafisici, insomma. In questo romanzo quasi tutti i protagonisti o insomma tutti gli attori si fanno domande sulla natura dell'esistenza o più semplicemente sul senso dell'esistenza. Ovviamente sono temi che credo interessino un po' tutti, a patto che secondo me siano inseriti in un contesto narrativo divertente, come spero di aver fatto insomma per l'era dell'acquario. Dalla parte opposta delle verità in cui vogliamo credere ci sono le bugie. Quasi tutti nel tuo romanzo mentono in qualche forma. Chloe non si chiama Chloe e si è costruita una biografia che non è la sua. Paolo, che è il padre di Samuele, nasconde il suo passato anche a suo figlio. E Walter, che è l'uomo salvato dalla valanga, ha forse fondato tutta la sua vita su una grande menzogna.
Che cosa sono queste bugie o non verità nel tuo romanzo? Beh, c'è una frase bellissima di un romanzo di Tom Wolfe che si chiama Il fallo dell'umanità, che dice: quando racconti una bugia dici allo stesso tempo una bugia e una verità. La bugia è quella che racconti agli altri, la verità è quella che racconti a te stesso e che sei un debole. È una frase forte, molto bella, condivisibile fino a un certo punto, perché le bugie servono anche a sollevarci dall'angoscia esistenziale di essere qui in questo mondo così complesso. Chloe mente a se stessa e mente agli altri soprattutto perché ha paura, perché è una ragazza con un passato oscuro, o che lei ritiene oscuro, perché c'è anche la questione appunto delle verità che sono opinabili, le verità che sono sempre a interpretazione di chi appunto le vive, le sperimenta. Suo fratello Paolo mente a suo figlio, nasconde la verità, e un po' tutti i protagonisti sono allo stesso tempo vittima di un fraintendimento più o meno importante e vittima di se stesse perché mentono a se stesse. Però ribadisco, qualche volta la verità non è il mezzo più rapido per raggiungere la felicità, qualche volta le bugie possono essere anche, diciamo, un sollievo, un palliativo. Un tema che ritorna in vari personaggi è quell'idea che li sfiora del suicidio. Porre fine alla vita per porre fine anche alle sofferenze. Perché? È un tema che mi affascina moltissimo. Non conosco, dovrei dire, grazie al cielo, persone che si sono tolte la vita, però è un tema, come scrittore ho quasi il diritto, il privilegio, anche poi il dovere di prendere qualunque aspetto del vivere che mi dà delle suggestioni e analizzarlo. Quello del suicidio ovviamente è un tema estremamente interessante e lo dico senza ombra di cinismo, ovviamente anche per rispetto a tutti coloro che hanno invece vissuto esperienze in diretta di questo tipo. Una modalità estrema di risoluzione dei propri problemi, come dice uno dei personaggi che appunto ha intenzione di suicidarsi, sulla quale modalità sospendo il giudizio, perché è troppo facile giudicare chi decide di togliersi la vita per risollevarsi dalla fatica della vita stessa. Però naturalmente è una modalità che è opinabile, quantomeno insomma, al di là del discorso del fine vita, delle sofferenze insopportabili, scegliere il suicidio per risolvere un problema contingente, sono abbastanza sicuro che tutti coloro che hanno scelto questa strada potrebbero, cioè se potessero tornare indietro lo farebbero. Tra l'altro i personaggi del tuo libro che accarezzano quest'idea lo fanno, mi sembra, quasi tutti per una questione d'amore. Sì, questo è un romanzo in cui si parla comunque tanto diciamo, di relazione d'amore. C'è un capitolo, una delle 4 parti del romanzo si chiama Triangoli. Allude al fatto che a un certo punto sembrano esserci ogni diciamo serie di relazioni sembra essere caratterizzato da una triangolazione. Ovviamente accarezzare, diciamo, istinti autoestintivi come il suicidio appunto è una scelta sulla quale sospendo il giudizio, ma senza ovviamente dimenticare, cioè so bene che la disperazione per fatti di amore può essere molto molto profonda, ma senza voler dare messaggi spirituali o messaggi pedagogici urbi e torbi, so per esperienza diretta insomma che a una forte delusione d'amore di solito, insomma, anzi quasi sempre segue il sollievo, quindi sento di poter consigliare a chiunque di ripensarci nel caso avesse intenzione di risollevarsi dalla delusione d'amore in questo modo. Dicevamo all'inizio che la vita di Chloe è abbastanza senza senso. Tra l'altro devo dire che la prima parte del libro in cui racconti di lei è anche molto divertente, soprattutto per chi è di Milano e riconosce luoghi e personaggi di cui parli. È questa vita fatta di rituali sempre uguali e di tantissimi oggetti lussuosi, abiti, borse, persino gli oggetti che si infila nella vagina durante i video che registra per OnlyFans sono lussuosi. A un certo punto dice che i suoi dildi costano, credo, 7.000 euro, non ricordo.
Poi succede qualcosa e lei si ritrova senza tutta quella roba intorno ed è addirittura costretta a entrare da intimissimi, a comprarsi delle mutande. Volevo chiederti se secondo te la felicità sta anche nella spoliazione. Devo premettere che è stato molto divertente scrivere di queste cose. Credo che liberarsi di qualche orpello dia un senso di leggerezza. Io non sono mai stato, non credo sarò mai abbastanza ricco da provare questo tipo di sensazione, ma è proprio quello che volevo ottenere nel romanzo, cioè la sensazione di leggerezza che a un certo punto Chloe prova dal passare a uno stile di vita quasi sibarita, estremamente lussuoso e fatto effettivamente di tante cose non dico insensate, ma comunque abbastanza fatue, della qualcosa in un certo senso deve dolersi anche lei se l'aver ottenuto tutte queste ricchezze non la salva dalle sue angosce, dalle sue fisime esistenziali. E infatti il momento in cui si trasferisce, è costretta a trasferirsi temporaneamente da Milano a Bassano del Grappa, corrisponde anche a un momento in cui le sue riflessioni si fanno più profonde sullo stato della sua vita, e aiutata in questo ovviamente anche da una serie di fatti che non mi sembra il caso qui di rivelare. Volevo parlare un attimo della bellezza che è molto presente nel tuo romanzo, perché Chloe è bellissima, le sue amiche sono bellissime, anche Samuele è bellissimo. Ma mi sono chiesta che cosa servisse questa bellezza, perché scatena dei desideri, almeno i desideri che tu racconti, che non sembrano molto vitali, anzi sembrano quasi un po' minacciosi, dei desideri che oggettivizzano molto chi ne è oggetto, appunto. Sì, premetto che Samuele è bellissimo anche perché è il nipote di Chloe, questo penso che possiamo dirlo. Molte delle ragazze che fanno questo mestiere, sex influencer, ovviamente al di là dell'uso di filtri, sono belle e giovani. La loro bellezza è oggettivizzata, sì, ma è strumentale a guadagnare soldi attraverso l'avvenenza e l'esposizione delle proprie nudità. Beh, se ci pensi bene, usiamo il corpo per lavorare. Non c'è niente di, secondo loro, e probabilmente anche secondo me, non c'è niente di illecito niente di sbagliato nell'usare il corpo per lavorare, anche quando si tratta di questo tipo di lavoro. Credo che il grosso problema del lavoro di sex influencer, senza per questo fare del moralismo, è che possa indurre in alcuni individui non pronti, insomma, a gestire le proprie pulsioni, possa indurre quella che si chiama sex addiction. E credo di un paio d'anni fa la confessione di un rapper che aveva detto di aver speso circa 5-6 mila euro in un mese di OnlyFans. Quindi forse l'unico problema, al di là dei facili moralismi che non mi competono, non mi interessano, e da scrittore non lascio il giudizio a chi legge, è proprio quello della dipendenza che può ingenerare in alcuni individui non del tutto pronti a gestire questi impulsi. Nel libro c'è un personaggio che a me è piaciuto molto, che è Daniele, il fidanzato. Lei non lo chiama mai fidanzato se non dopo un certo punto della storia, di Chloe. E mi è sembrata una delle poche persone autentiche, almeno del suo mondo milanese. Che mi dici di lui? Sì, credo anche che posso lanciarmi in un'interpretazione della psiche e dell'inconscio dei miei protagonisti, che non sia casuale che Chloe abbia scelto Daniele, che è un ragazzo che è fuori dal suo giro, in un certo senso anche inviso ad alcune delle sue amiche, tranne Lucrezia, e rappresenta il classico bravo ragazzo che si fa irretire da una bellezza monumentale come quella di Chloe, ma poi trova in Chloe anche delle cose, una profondità di pensiero che forse Chloe non capisce nemmeno di avere, non è nemmeno così consapevole di avere. Al di là della fascinazione, dell'aspetto fisico, della bellezza fisica, Daniele avverte che c'è qualcosa in Chloe di estremamente profondo e godibile, e quindi è innamorato davvero di questa ragazza. Quello che Chloe prova per Daniele è comunque subordinato al trauma che Chloe vive. La soluzione di questa storia d'amore è
fortemente vincolata alla soluzione diciamo, dei rovelli che affliggono Chloe. Senti, all'inizio del romanzo tu metti il disclaimer che le cose raccontate sono frutto di fantasia, ma mi sono chiesta, non ho avuto tempo di indagare, ma c'è stata una storia così a cui tu ti sei ispirato, almeno in parte? Se ti riferisci alle vicende delle sex influencer, no, avevo intenzione durante la fase di documentazione di intervistare una di queste ragazze, una o più di queste ragazze. Poi comunque ho ritenuto ho trovato un'intervista molto interessante a una sex influencer che si chiama Alex Mucci, che tra l'altro è originaria delle mie parti, perché è di Pescara, è abruzzese. Tra l'altro laureata in astrofisica o qualcosa del genere, quindi mi riferisco, cioè non lo dico come se fosse una cosa inconcepibile, perché nel romanzo specifico che alcune di queste ragazze sono laureate. E se invece ti riferisci alla parte legata alle vicende della premorte, mi sono ispirato ad alcuni libri che cito anche, libri di Raymond Moody, di Elizabeth Kubler-Ross, cose molto interessanti sulla premorte che diciamo che sono state la base della mia documentazione, questi libri, insomma. No, pensavo alla storia della valanga più che altro. La valanga è stata una mia totale invenzione e ti dico che il prologo, quelle 20 o 30 pagine, sono state la parte più complessa da scrivere, perché io sono un uomo di mare, nel senso che abito sulla costa, ho sempre vissuto sulla costa adriatica e non sapevo nulla di valanghe, di montagne, dello stato dei corpi sotto una valanga, ho dovuto documentarmi a fondo e l'idea di una donna completamente nuda sotto una valanga è stata un'intuizione che ovviamente ha una sua finalità narratologica, ma è stata una mia invenzione. Non diremo come, ma il libro si conclude con la scelta di rinviare il racconto di una verità a una data molto in là, una data da destinarsi. Volevo chiederti, questa è una domanda un po' più personale, se pensi davvero che sia possibile vivere bene anche dentro una bugia, perché la storia di Chloe un po' ci dice che crescere credendo a qualcosa che non è vero alla fine la cambia la vita. Sì, è vero, questo è un romanzo che parla di persone, come detto prima, che sono vittime di grossi fraintendimenti e questi fraintendimenti hanno il potere di condizionare il proseguo della loro esistenza. Tuttavia, senza voler farne un dogma o dare suggerimenti specifici in merito, non sono mai stato del tutto sicuro che vivere nella totale verità sia propedeutico a una vita felice, perché certe menzogne aiutano e certe omissioni di verità non sono ostative alla serenità. Ovviamente dipende da quello che qualcuno cerca. La base filosofica di questo romanzo è un libro molto bello che si chiama La saggezza del dubbio di Alan Watts, e che in un certo senso invita a non confidare troppo nel raggiungimento di una verità totale, definitiva, non solo sui grandi temi della vita, ma anche sulle cose piccole. La nostra insistenza nel cercare ogni minimo grammo, mi verrebbe da dire, di verità in ogni fatto, in ogni accadimento della nostra vita potrebbe essere controproducente. Non so, mi sembra che fosse il poeta londinese John Keats a parlare di capacità negativa, cioè la capacità di vivere anche nell'insicurezza, di godere della vita anche senza troppe sicurezze, come lasciarsi andare ad abbandonarsi a quello che succederà senza voler controllare, aperti un po' a tutte le opzioni, senza voler sempre stare a scansionare, analizzare nel senso proprio etimologico del termine, proprio dividere, ripartire, insomma. Sotto questo punto di vista credo di essere d'accordo. Abbiamo dato voce all'era dell'acquario di Fabio Bacà, Adelphi Editore. Voce ai libri è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale di Francesca Milano. In redazione Ilaria Ferraresi. Il sound design è a cura di Aurora Ricci. Il project manager è Marco Paltrinieri. Il producer è Alex Peverengo. Coordinamento post-produzione di Matteo Scelsa. I fonici di studio sono Luca Possi e Lucrezia Marcelli.